Buongiorno a tutti amici azzurri, è sempre e solo Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto è sempre Muniz. Ragazzi, giustamente il giorno dopo la partita c'è più sfogo per parlare e per dire le cose a sangue freddo e a mente lucida. Almeno crede che è la mente lucida, quello che sta ancora stunato per ieri. E l'amarezza rimane. Però ci ho fatto caso una cosa, come prima entrata di Ravailer, il difensore esterno sinistro al posto di Armero, beh, io direi che è abbastanza convincente, perché poi se vogliamo valutare la cosa, i gol, sulla traiettoria dei 3 gol, là c'è Fernandez. Allora io direi, se dobbiamo intervenire sul mercato, di prendere un centrale vicino al Albiol, un bel centrale vicino al Albiol. L'esterno sinistro già l'abbiamo acquistato, perché a Ravaili io ci do molta fiducia, lo vedo molto di carattere, molto di esperienza, si muove bene in campo. Ieri la partita sua se l'ha fatta ieri, ma indipendentemente dai 3 gol che abbiamo preso, però la partita sua l'ha fatta. Sinceramente può andare bene, però serve una pedina al centrocampo. E poi ragazzi, non ci dimentichiamo una cosa, che ci manca un perno fondamentale nella nostra squadra, è il nostro Hamsik. Non ce lo dimentichiamo, perché da quando quando si è fatto male Hamsik, le complicazioni, uno dice vabbè, ma Hamsik però una partita la fa, due partite c'è e 10 no. Ok, sono anche d'accordo su questo, però quando c'è lui in campo c'è un altro Napoli. Parliamoci chiaro, quando c'è lui in campo è un altro Napoli, ma indipendente, perché al centrocampo serve proprio quella persona giusta per dar peso al tridente là davanti. È proprio questo. L'unica cosa che Benitez, che voglio far notare, che Benitez un modulo che in molto offensivo, infatti la fase difensiva, come ho detto ben ieri, fa ridere, è là che deve vedere le lacune, sinceramente. Ravailer mi ha convinto ieri mi ha convinto Ravailer, lo vedo di carattere, di esperienza, come vi dicevo prima. Niente, a gennaio deve venire proprio presto sto gennaio, perché dobbiamo intervenire sul mercato, perché diciamo dobbiamo fare più punti è possibile per almeno rattoppare questa cosa qua. Poi voglio sottolineare la presenza di Reina tra i pali, che dà più sicurezza al reparto difensivo, molto più sicurezza. Infatti abbiamo evitato molte più sconfitte amare grazie ai suoi interventi, e infatti ieri si è visto. Io credo che ieri, se stava Reina, non la perdevamo quella partita, anche con una difesa così penosa che abbiamo. Rimane sempre il fatto che abbiamo una difesa penosa, però ieri, se stava Reina, non la perdevamo quella partita, perché dà più sicurezza, più carica. Raffaele è giovane, non le voglio buttare già la croce addosso. Per me Raffaele è ancora giovane, giustamente, e lo deve far giocare. Sono sempre di questo parere qua. Un ragazzo non si può bruciare, deve giocare. Però non in queste situazioni qua. Con l'Udinese, per esempio, non l'avrei, indipendentemente dai problemi fisici di Reina, perciò non ha giocato, che sicuramente se no giocava lui. Però c'è bisogno più di continuità di Raffaele, perché secondo me è un grande portiere,
Ieri non l'ha dimostrato, però è un grande portiere. Vabbè raga, voglio fare buona Immacolata a tutti gli amici, buona domenica e sempre forza Napoli, sempre. E poi vorrei salutare, non faccio il nome come sempre per non offendere nessuno, però vorrei salutare un interista, anzi che sono due interisti. Lui dice, ma che c'è secco l'interista? Per dice che sono sicchierote e sicchie vichinga e sicchie merda pure loro. Comunque li saluto perché sono amici miei come nome e cognome loro, ma non come squadra, perché come squadra è schifo sempre, è schifo, non c'è niente da fare, li schifo categoricamente, sarà l'Inter, sarà il Milan, sarà il Juventus, è schifo sempre, calcisticamente, perché non l'ha capito, perché a volte ci sono delle persone che si accaniscono su di me, mi odiano, addirittura mi minacciano, ma voi minacciate, ma alla fine io lo faccio in senso ironico, scherzo, però quando ci sono le come bisogna dire, le cose da dire, le dico. È inutile nascondersi che bisogna dirle, a differenza di tanti che guardano come di tanti di qualsiasi squadra, soprattutto i rubendini, vabbè, non proprio tutti, però alla fine ci stanno sempre quelli che guardano con i paraocchi, che la squadra non l'ammettono che c'ha delle lavori. A differenza di qualcuno che mi ha scritto pure, state inguaiati dappertutto, vero? Allora, mo ti rispondo, non so se avevamo una difesa media, perché mo la difesa, specialmente il centrale, io sono convinto che se là si acquista un centrale buono in difesa, vicino a Albion, stiamo a posto. Un centrale è un esterno destro al posto di Maggio per una buona sostituzione, sì, un esterno destro anche. Ravailer, vi ripeto, mi ha convinto. Ieri ha fatto quella partita, a me su quella fascia sinistra mi ha convinto molto di carattere. E niente, stavo rispondendo a quello che in pratica non è tutti i reparti. Barate a voi ancora non l'avete vinto il campionato, sono 8 punti, è vero, sono tantissimi, a cospetto della Juventus sono tanti, perché la Juventus me ne vorrebbero bene anche i rubendini, però non voglio favorire bene perché vi schifo, ma è diverso, non voglio favorire bene, però c'è da dire, la Juventus è molto più compatta, molto più sa contenere, c'ha un grande centrocampo, questo c'è da dire, una difesa che non è invalicabile, però molto molto meglio di me. Però come tridente là davanti vado a stare, perché noi ci teniamo una bella difesa e una bella pedina in più a centrocampo, a parte Hamsik che ci manca tantissimo, e rivoglio il mio Hamsik nel campo, e stavo ragazzi, vi auguro di nuovo buona domenica e buona Immacolata a tutti. Sempre e solo forza Napoli, sempre comunque e dove, perché tutto resto è sempre unito. Ciao belli.